perché non mi lasci in pace. Assettiti che ora non devi te. Che ti ho fatto di male? Assettiti che ora non devi te. Forza. Assettiti. Se ti ho detto che non so giocare, perché insisti? Ma in 2 minuti te lo impari, parola d'onore. No, non gioco. Non giochi. E perché non giochi? Ancora? Ma quante volte te lo devo ripetere? Che non mi piace giocare a carte, che non so giocare a carte, che non voglio giocare a carte. Ma che fai, scherzi? No, non scherzo. Senti, Tori, oggi è domenica, sì o no? Sì, è domenica, allora. E allora la domenica pomeriggio si gioca a carte? Ah, è che una legge che ha fatto il re? Sì, il re. Che c'entra il re? E così e basta. E io non gioco, punto e basta. Oh. Qua avanti, i libori a te, No, basta. Tori, facciamo una cosa. Se giochi, a Natale ti faccio dare un bacetto alla Santuzza. Che cosa? Se giochi a Natale ti faccio dare un bacetto alla Santuzza. Sì. E dove? E qua nel cortile. Dove? Chi scegli tu? Guancia destra o guancia sinistra? In bocca. In bocca! Ma che sei, cretino? Vabbè. Tori, in bocca, va bene. In bocca? Sì. Perciò com'è che si chiama questo gioco? Briscola. E che significa? E che ne so? E non ti sentiamo. Ah. Spiegami come si gioca. È semplicissimo. Allora, guarda qua. Questo che cos'è? Asso di spade, guarda la carta, no? Che stai guardando la carta? La carta, guardare. sì. Asso di spade, questa è una carta importantissima perché vale 11 punti. Hai capito? La carta, guarda. Più importante di questa che è il 3 di spade che vale 10 punti. Ora tu giustamente mi dici, com'è che una spada sola vale più di 3 spade? E io ti rispondo, non lo so, è così e basta. Ah, prendiamo quest'altra carta, la mettiamo qua, sotto il mazzo, lo vedi sotto il mazzo? Sotto il mazzo. Sotto il mazzo. Sì. Questa è la briscola, quella che vince sempre. Tutte le carte che somigliano a queste sono briscole. E quelle che vincono sempre. Ora, prima di andare avanti, fammi capire che hai capito. Certo che ho capito, Liborio, non è che sono scemo. Il 7 dove è la briscola? Bravo. Tutti i 7 sono le briscole. Ma come tutti 7? Ho capito, non hai capito niente. Quale tutti 7? Senti, facciamo un giro di prova così lo capisci meglio. Che ci giochiamo? Niente, perciò non so nemmeno giocare e tu... Appunto. No, dico appunto, chi non sa giocare solitamente è fortunato. Che ci giochiamo? Liborio, se giochiamo per prova, che cosa... Anche nel giro di prova ci dobbiamo giocare qualche cosa. Che ci giochiamo? Ma che c'entra? Ti ripeto che anche nel giro di prova è obbligatorio giocarci qualche cosa. È la regola, non l'ho fatta io. Che ci giochiamo? Quello che vuoi tu. Va bene. Un danino, va bene? Gioco. Ma io non so che carta devo giocare. Fammi vedere le tue carte. Benissimo. Tira questa qua. Questa qua. Asso di spada. Bravo, me lo prendo io che c'ho la briscola. Liborio. Ma le briscole non erano tutte le carte d'oro? Prima. Allora vedi che ora qua c'è il 5 di coppe. Quindi tutti i 5 di coppe sono le briscole? Ma come tutti i 5 di coppe? Ma perché quanti 5 di coppe ci sono nel mazzo? Tutte le carte a coppie. È chiaro ora? Ora sì. Ah. Ma io ho solo 2 carte. E che ci aspetti a prendertene un'altra? E che devo giocare? Aspetta, io devo giocare. Fammi vedere le tue carte. Benissimo. 3 di bastoni. Tu che fai? Che faccio? Niente, perché briscole non ne hai. Tirami una carta qualsiasi. L'asso di denaro. Asso di denaro. Bravo, e me lo piglio io, faccio 21 punti in baccalaro. Samara, come sta Don Mazzarò? E come deve stare? Basta, non gioco più. Non ne ho più voglia di giocare. Io non ne avevo manco prima. Liborio. Liborio, ma dove stai andando? Liborio, aspetta. Liborio, aspetta. Liborio, aspetta, ti ho detto. Giovanni! Samara. Giovanni non c'è, però sta arrivando. Ma è così brutta la situazione. Sì, e ogni giorno che passa peggiora. Il male se lo sta mangiando vivo, povero disgraziato. Oh, Samara,
E allora, com'è? Mi ha detto che ti vuole parlare. Sì, signore, ci vado su. Ma dico, niente si può fare. Il medico ieri che cosa ha detto? Che cosa ha detto? Che siamo nelle mani di Dio. Questo ha detto. Ma allora, se la scienza non può fare niente? E allora, figlia mia, non sapevo niente. E non c'è bisogno che mi tieni. Ancora in piedi da solo ci so stare. Piuttosto va a fare quello che ti ordinai di fare. Spicciati. Come coscienza come? Don Mazzarò, sosittassi. Sono contenta che è uscito. Così piglia un po' d'aria, che ci fa bene. Ha mangiato o ha lasciato tutto sulla tavola come al solito? E non mi seccate con le vostre premure, Mara. Mangio, non mangio. Mi pare che non lo so, che ho i giorni contati. Tutti abbiamo i giorni contati. A tutti prima o poi ci tocca una bara sottoterra. Se non siamo eterni, con chi ce la prendiamo? Col nostro Signore? Sì, è con lui che me la prendo. Porco diavolone, perché non è giusto. Per tutta la vita ho buttato sangue, ho sopportato fame, malattie, privazioni. I dispiaceri mi hanno divorato il cervello, notte dopo notte, giorno dopo giorno. E ora che ho la mia roba, tanta roba, più di quanta ne possiede re. Ora che il desiderio di avere altra roba si fa ancora più forte, arriva il vostro Dio e mi dice: Ciccino Mazzarò, hai finito di campare, lascia la tua roba e pensa all'anima. Ditemi se questa non è un'ingiustizia. Io dico solo che voi sta bestemmiando. E lasciatemi bestemmiare in pace e non mi torturate più con le vostre chiacchiere. Se per questo me ne vado anche subito. No, Ossia non si deve preoccupare. No, Samara, non ve la pigliate. Don Mazzarò, ossia benedica. Come si sente? Coscienza mi ha fatto chiamare. Venite, Mara, fatemi un po' di compagnia. Me ne compiaccio che Vossignoria si sente meglio. Eravamo tutti preoccupati. Assettiti. Sì, eccellenza. Dimmi una cosa, tu ti trovi male qua da me? Che dice? E perché dovrei starci male? Io non sono degno nemmeno di baciarle la mano. Il posto per dormire è buono? Buono. Ma che fa? Scherza, eccellenza. Di meglio non potevo sperare. E la paga che ti do ti basta per mantenere la tua famiglia? Sì, signore, mi basta. Pensi che con qualche sacrificio mia moglie sta già mettendo da parte la dote per la nostra figlia, Maria. Insomma, sei contento di lavorare per me? Non è vero? Verissimo, eccellenza. E allora, perché mi rubi? Ma come? Rubare? Io? Non è vero! Ti busta la lingua, cazzerissimo! Non negare, ladro! Non negare! Mi hai rubato 2 sacchi di grano! Mazzaro, ma io ci giuro! Io ci giuro! Ma che giuri? Che giuri? Ricordati che fino a quando Ciccino Mazzarò è vivo significa che c'ha 1000 occhi e 1000 orecchie. E quello che dico ora significa che è giusto. Ma non ti preoccupare, la faccenda la sistemiamo a modo mio. Sparati. Che cosa? Ti devi sparare un colpo in testa ora davanti a me. Ossia sta scherzando? O ti spari tu o ti sparo io, non c'è remissione di peccato. Mi perdoni, Don Mazzaro! Mi perdoni!
avevo mai fatto niente. In 5 anni, ma niente del genere. È stata la prima volta. Chi ruba una volta ruba sempre. Ma che uomo sei? Invece di piangere ladro e vigliacco, piglia quella rivoltella e spara. No. E se non ne sei capace, se sei capace solo di mordere la mano di chi ti ha dato da mangiare, allora vuol dire che ti sparo io! Non lo potrò! Fermo! Che cosa vuole fare con questa pistola? Teresa, fatti gli affari tuoi! Non ti intromettere! No, Mazzarò, stavolta non posso obbedire a coscienza. Tu non c'entri, ti dico! È una questione fra me e questo ladro! Disgraziato! Che cosa avete rubato? Di tanto prezioso al vostro padrone, eh? Parlate, vi dico! Diglielo a questa femmina insolente che cosa mi hai rubato! 2 sacchi di grano. Più forte! Perché questa presuntuosa non ha sentito! 2 sacchi di grano. Ma non avevo mai fatto niente del genere. Lo giuro davanti a Dio. È stata la prima volta. Chi ruba una volta, ruba sempre! E perciò Voscenza gli vorrebbe togliere la vita solo per amore di giustizia? E allora la conservi questa pistola, perché giustizia è fatta! Ma che sta inguicchiando, scemonita! Lui ha rubato a Vossignoria 2 sacchi di grano e ora Vossignoria ha rubato a lui la dignità. E la dignità, Don Mazzarò, non vale meno di quel grano, quindi può essere soddisfatto. Ma non le basta vederle ai suoi piedi come un animale bastonato, con il terrore negli occhi. E voi altri alzatevi! Alzatevi! Vi è rimasto un po' di amor proprio? O il vostro padrone vi ha rubato anche quello? Alzatevi, vi dico! Perché non siete davanti al Padre Eterno. Ammazzarlo? No, non l'avrei ammazzato. Comunque tu, da casa mia te ne vai. Dove vado, Don Mazzarò? Affari tuoi sono. Oggi ha dato l'incarico a Giovanni di avvertire tua moglie di cominciare a prepararsi. Da domani mattina non voglio vedere né te né manco la tua famiglia. Hai capito? E allora mi ammazzi, la prego. In cambio, per oggi domando di far restare qui la mia famiglia. Mi ammazzi! Basta, Alfio, basta. Basta con queste preghiere. Adesso andatevene e fatemi un favore. Dite a mio marito che Don Mazzarò ci ha ripensato. Voi e la vostra famiglia rimanete qua. Posso, Don Mazzarò? Quello che ti dovevo dire già te l'ho detto. E mi pare che il padrone sono ancora io qua. E adesso andatevene. Andatevene, Alfio, che aspettate? Grazie. Andatevene. Pensava che eri una carusa giudiziosa, Teresa. Invece sei solo stupida e petulante. Io ho solo anticipato le decisioni di Voscenza. Perché sono sicura che a mente serena, ossia non ce l'ha il cuore di mandare via la famiglia di Alfio, sua moglie, le bambine e quella povera vecchia della madre. Continua a fare la presuntuosa e a pretendere di comandare a posto mio. Come ti permetti di intrometterti nei miei affari? Così tu sei nessuno. Tu sei nudo ammescato con niente. È vero, Don Mazzarò, io non sono niente, sono soltanto una serva. Mi perdoni per quello che ho fatto. Io non volevo mancare di rispetto a Vossignoria. È solo che ho avuto troppa pena per quel povero Cristo. Ma se ho sbagliato, ora chiedo in ginocchio il suo perdono. Ti metto in ginocchio. E che? Pure a te ho rubato la dignità. No, non me l'ha rubata. Perché in questo momento io chiedo il suo perdono non come il mio padrone, ma come se fosse mio padre.
Chi scarpidore tu, la ciancianetta. Ora con parrocchia sua famiglia, a giorno e notte in dove tu mi squaglia. E non mi importa chi lo parapiglia, basta la nimbusetto di sta guaglia. Affascina la anche la roba se ne va con lui. È legge di natura, è tutta roba mia. È legge di natura. Anche il padrone, se se ne va, anche la roba. Va bene, va bene. Ora Coscienza però si deve calmare. Che fanno tutte queste cristiane che vogliono? Mannele, mannele. Picciotti, andate tutti a dormire. Ci penso io ora. Grazie. Grazie a tutti. Andate, andate. Andate. Ha bisogno di riposare, l'accompagna a casa. Dove sta andando, Don Mazzarò? Don Mazzarò? Che cosa sta guardando? La mia roba, guarda. Ma al buio non si vede niente. Io la vedo. E là, distesa fra il colle e la piana, come una bella signora che spande il suo profumo per aria, come una bella signora tutta piena di gioielli.
portatemi la mia poltrona rossa e ci voglio sedere un poco. Qua fuori? È veramente bella la mia ricca e profumata signora, vero? E stanotte è ancora più bella, bella e crudele. Andatevene. Voglio rimanere solo sulla mia poltrona rossa. Voglio sentire per tutta la notte il profumo della mia roba. Ci porto una coperta? Oppure uno scialle. Non ho bisogno di niente, non ho bisogno di niente. Andate a dormire. Mazzarò, ci lascio questa lanterna. Una lanterna magica, lo sa? Tiene lontani tutti i pensieri cattivi e illumina il cuore di chi è al buio. Ci faccio un poco di compagnia. Gira